cantemos aleluia. Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
vez mais e cantemos bem forte. Aleluia, um Deus todo-poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Questo nuovo giorno ti ringrazio, oh mio Re, per le cose belle che sempre fai per me. Grazie per il sole ed il cielo grande blu e per gli uccellini che cantano lassù. Grazie per la vita e il respiro che mi dai e per la tua presenza che mai mi lascerà, per la tua pazienza e la tua bontà, la tua misericordia e benignità, per la morte di tuo figlio che pensò a me in quella rude croce, si donò perché. Grande il tuo amore per me, grandi
per me. Grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare, nonostante i peccati miei. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare, nonostante i peccati miei. Grande è la tua grazia per me. Gloria a Dio. Buongiorno a tutti, buongiorno con la pace del Signore Gesù. Stiamo iniziando la nostra preghiera del mattino. Oggi, il 6 gennaio 2023, venerdì. Ecco, stiamo finendo questa settimana nella presenza del Signore come abbiamo iniziato. Gloria a Dio per questa benedizione. Vorrei stamattina ringraziare il Signore per la tua vita, per questa opportunità che abbiamo di poter essere qui insieme in preghiera, adorando il suo santo e potente nome. Che il Signore ti benedica, che il Signore possa risplendere il suo volto su di te e ti dia la pace. Gloria a Gesù. Benvenuti a tutti voi che siete qua a Firenze, io parlo da Firenze, e altri che sono fuori Firenze, in campagna, nella campagna toscana, altri che sono nella regione toscana, a Pisa, nella nostra base missionaria lì. Che Dio benedica i nostri missionari Marco, Denisa, Enea, Carminha e tutti i fratelli che sono anche lì a Pomarante, Monte Cerboli, Larderello, Val di Cescina. Che Dio benedica a tutti che sono nella nostra seconda base missionaria, la Loretta, la Marisa con la sua famiglia, Alberto, Nadia, Matteo, Ramon, Romina. Che Dio benedica la Fara, preghiamo per la Fara perché il Signore possa convertire queste persone che vivono lì e che il nome del Signore sia glorificato. Che Dio benedica il progetto missionario 2023 di costruzione della base missionaria a Pomarante. Anche vorrei mandare un saluto ai nostri fratelli qua della nostra base missionaria a Firenze, che si trova in via Il Prato 40 Rosso, Il Prato 40 Rosso, nella zona della stazione di Firenze, vicino alla stazione, 3 minuti a piedi. E vorrei ringraziare Dio per tutti i nostri cari fratelli che sono con noi in questa base missionaria a Firenze, gli operai, Diacono Maurizio, Jonathan, Giovanni, tutti i missionari, Karin, Ana Maria, Priscilla, mia moglie, Esmeralda, Milvia. Che Dio benedica a tutti i nostri leader, la leadership della base missionaria a Pomarante, della base missionaria a Firenze. Che Dio benedica il leader di giovani, che Dio benedica la leadership delle donne, dei bambini, delle missioni. Che Dio benedica a tutti. Un saluto nostro, un abbraccio grande e che il Signore vi benedica in nome di Gesù. Vorrei mandare anche un abbraccio, un saluto ai nostri fratelli a Verona, nella nostra stessa base missionaria, nel comune di Legnago. Che Dio benedica a tutti i fratelli che sono lì a Legnago, a Verona, e in speciale nel Basso Veronese. Che Dio benedica tutti in nome di Gesù, la nostra chiesa lì. La base missionaria si trova in via Salvo d'Acquisto
Numero 4, che Dio benedica nostri fratelli a Terra Negra, Rossana, Salvatore e tutti che sono lì. Oggi è festa, sono a casa i fratelli, speriamo che entrino stamattina di più partecipando in diretta con noi. Svegliati perché possiamo pregare insieme. Manda un messaggino a quello che è a casa e dici svegliati perché oggi è festa, preghiamo al Signore. Questa settimana siamo nel proposito delle primizie. Questo mese abbiamo iniziato il primo giorno dell'anno, 1 gennaio, fino a 5 febbraio. Noi celebreremo le primizie. Gloria a Gesù. E la Bibbia dice che il Signore è colui che ci abbonda di benedizioni. Se attentamente udiamo la sua voce e seguiamo la sua parola, dove calpesteremo i nostri piedi, benedetto sarà. Benedetto sarà il suolo, benedetto sarà la terra. Gloria a Dio. E stiamo in questo proposito, in questa settimana abbiamo fatto il sacrificio delle primizie con il proposito del tempo, gloria a Dio, e siamo in questa missione, in digiuno, questa settimana, in preghiera. Oggi finiamo di mezzogiorno e torniamo con il digiuno alle 6 e finiamo domani mezzogiorno. Domani è l'ultimo giorno della settimana e noi finiremo domani mezzogiorno e di pomeriggio saremo, se vorrà il Signore, a Pomarante celebrando la Santa Cena del Signore e anche celebrando un anno in più che il Signore ha dato a Marco Lillo, l'anziano della chiesa a Pomarante, missionario di quella città. Noi saremo lì, se vorrà il Signore, celebrando insieme a lui il giorno del suo compleanno, che è domani, 7 gennaio. Un grande abbraccio, Marco, che Dio ti benedica Denisa, Enea e il vostro futuro. Amen. Vorrei mandare un abbraccio anche ai nostri fratelli che sono a Roma. Ecco, tutti i nostri fratelli che sono a Roma, che Dio vi benedica abbondantemente. Vorrei anche mandare un saluto ai nostri fratelli che si trovano in tutta l'Italia, dal nord al sud. Un bacio a tutti. Vedi se esce questo bacio. C'è? Sentite? Il bacio, un bacio santo? Ditemi se c'è questo bacio. Fate così. Vorrei invitarvi anche a iscriversi, voi che non siete ancora iscritti su questo canale, vorrei invitarti a iscriversi. Fa la tua iscrizione se ancora non sei iscritto, pigia sul campanello delle notifiche e condividi la diretta. Condividi con la tua famiglia, con i tuoi amici, condividi, passa avanti, invita altri, sia un che moltiplica. Amen. Gloria a Gesù. E se ancora non hai lasciato il tuo mi piace e non hai messo il tuo commento, per favore, che Dio benedica tutti in nome di Gesù. Facciamo la nostra lettura biblica. Oggi la lettura oggi è l'ultimo giorno e la Bibbia dice che il Signore dava la porzione doppia al venerdì perché al sabato tutti riposassero e non facessero nessuna raccolta e anzi fosse a casa meditando e adorando il Signore nel suo giorno. Capitolo 12 di Genesi fino al 15. Aprite la vostra Bibbia. Nessuno mi ha confermato se c'è il bacio che vi ho mandato.
Ieri c'era un po' di rumore perché c'era un altro audio, mentre io parlavo c'era la musica e a volte io non mi rendo conto perché è un sistema nuovo che stiamo adottando ora e non so, a volte io sto ancora mi adattando a questo nuovo sistema, quindi ditemi se c'è qualcosa che non va, ok? Se la voce non viene, se c'è troppo rumore, magari se è uscito il bacio, un altro bacio. C'è bacio? Dio benedica a tutti. Allora, leggiamo la parola di Dio, capitolo 12 fino al 15 di Genesi, dopo Salmo 148 e dopo nel Nuovo Testamento Marco 5. Siete pronti? Ecco, partiamo. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Gloria a Gesù. Segnate, benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo partì come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedevano e le persone che avevano acquistate in Caran, e partirono verso il paese di Canaan. Giunsero così nella terra di Canaan, e Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di More. In quel tempo i cananei erano nel paese. Il Signore apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua discendenza. Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Di là si spostò verso la montagna a oriente di Betel e piantò le sue tende, avendo Betel a occidente e Ai a oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abramo partì, proseguendo da un accampamento all'altro, verso la regione meridionale. Venne una carestia nel paese e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la fame era grande nel paese. Come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai, sua moglie: ecco, io so che tu sei una donna di bell'aspetto. Quando gli egiziani ti vedranno, diranno: è sua moglie. Essi mi uccideranno, ma a te lasceranno la vita. Di dunque che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te e la vita mi sia conservata. Conservata per amor tuo. Versetto 14. Quando Abramo giunse in Egitto, gli egiziani osservarono che la donna era molto bella. I principi del faraone la videro, ne fecero le lodi in presenza del faraone, e la donna fu condotta in casa del faraone.
Questi fece del bene ad Abramo per amor di lei, e Abramo ebbe pecore, buoi, asini, serve, asine e camelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe, a motivo di Sarai, moglie di Abramo. Allora il faraone chiamò Abramo e disse: che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Perché hai detto è mia sorella? Così io l'ho presa per moglie. Ora, eccoti tua moglie, prendila e vattene. E il faraone diede alla sua gente ordini relativi ad Abramo, ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto quello che egli possedeva. Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quel che possedeva e con Lot, andando verso la regione meridionale. Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro, e continuò il suo viaggio dal meridione fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda, fra Betel e Ai, al luogo dove era l'altare che egli aveva fatto prima, e lì Abramo invocò il nome del Signore. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anch'egli pecore, buoi e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I Cananei e i Feresei abitavano a quel tempo nel paese. Allora Abramo disse a Lot: ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano, prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra. Essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo si stabilì nel paese di Canaan. Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: alza ora gli occhi e guarda, dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente e a occidente, tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. E renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te. Allora Abramo levò le sue tende e andò ad abitare alle querce di Mamre, che sono a Hebron, e qui costruì un altare al Signore. Capitolo 14. Avvenne al tempo di Anrafel, re di Shinear, di Arioch, re di Elasar, di Kedor Laomer,
re di Elam, e di Tideal, re dei Goim, che essi mossero guerra a Bera, re di Sodoma, a Birsa, re di Gomorra, a Sineab, re di Adima, a Semeber, re di Seboim, e al re di Bela, cioè Soar. Tutti questi ultimi si radunarono nella valle di Sidim, che è il Mar Salato. Per 12 anni erano stati soggetti a Gedoar Laomer, e al 13° anno si erano ribellati. Nell'anno 14, Chedorlaomer e i re che erano con lui vennero e sconfissero i Refaim ad Asterot Karnaim, gli Susei ad Dan, gli Emei nella pianura di Kiriataim e i Corei nella loro montagna di Seir fino a El Paran, che è presso il deserto. Poi tornarono indietro e vennero a En-Mispat, cioè Cades, e sconfissero gli Amalekiti su tutto il loro territorio. E così pure gli Amorrei che abitavano ad Azon Tamar. Allora il re di Sodoma e il re di Gomorra, il re di Adma, il re di Seboim e il re di Bela, cioè Soar, uscirono e si schierarono in battaglia contro quelli nella valle di Sidim, contro Chedoar Laomer, re di Alam, Tideal, re di Goim, Amirafel, re di Shinear, e Arioch, re di Ellasar. 4 re contro 5. La valle di Sidim era piena di pozzi di bitume. I re di Sodoma e di Gomorra si diedero alla fuga e vi caddero dentro. Quelli che scamparono fuggirono al monte, e i vincitori presero tutte le ricchezze di Sodoma e di Gomorra, tutti i loro viveri, e se ne andarono. Andandosene presero anche Lot, figlio del fratello di Abramo, con i suoi beni. Lot abitava infatti a Sodoma. Ma uno degli scampati venne a informare Abramo, l'ebreo che abitava alle querce di Manre. L'Amorreo, fratello di Escol e fratello di Aner, i quali avevano fatto alleanza con Abramo. Abramo, come ebbe udito che suo fratello era stato fatto prigioniero, armò 318 dei suoi più fidati servi, nati in casa sua, e inseguì i re fino a Dan. Divisa la sua schiera per assalirli di notte, egli con i suoi servi li sconfisse e li inseguì fino a Coba, che è a sinistra di Damasco. Recuperò così tutti i beni e ricondusse pure Lot, suo fratello, con i suoi beni e anche le donne e il popolo. Come egli se ne tornava, dopo aver sconfitto Chedorlaomer e i re che erano con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Shaveh, cioè la valle del re. Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo, dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo,
padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo, che ti ha dato in mano i tuoi nemici. E Abramo gli diede la 10ª di ogni cosa. Il re di Sodoma disse ad Abramo: dammi le persone, i beni prendili per te. Ma Abramo rispose al re di Sodoma: ho alzato la mia mano al Signore, il Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, giurando che non avrei preso neppure un filo, né un laccio di sandalo, di tutto ciò che ti appartiene, perché tu non abbia a dire: io ho arricchito Abramo. Nulla per me, tranne quello che hanno mangiato i giovani e la parte che spetta agli uomini che sono venuti con me, Aner, Escol e Manri. Essi prendano la loro parte. Capitolo 15. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: gloria a Dio. Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Abramo disse: Signore Dio, che mi darai? Poiché io me ne vado senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. E Abramo soggiunse: tu non mi hai dato discendenza. Ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che gli contò questo come giustizia. Il Signore gli disse ancora: io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese, perché tu lo possegga. Abramo chiese: Signore Dio, da che cosa posso conoscere che ne avrò il possesso? Il Signore gli rispose: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione. E li presi tutti questi animali, li divise nel mezzo e pose ciascuno metà di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Or degli uccelli rapaci calarono sulle bestie morte, ma Abramo li scacciò. Al tramonto dei soli, un profondo sonno cade su Abramo, ed ecco uno spavento, un'oscurità profonda cade su di lui. Il Signore disse ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi, e dopo questo se ne partirono con grandi ricchezze. Quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto dopo una prospera vecchiaia. Alla 4ª generazione essi torneranno qua, perché l'iniquità degli Amorei non è giunta fino ora al colmo. Or, come il sole fu tramontato e venne la notte scura, ecco una fornace fumante e una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo, dicendo: io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate. I Chenei, i Chenisei, i Cadmonei,
gli Ittiti, i Ferezei, i Refaim, gli Amorrei, i Cananei, i Girgasei e i Jebusei. Gloria a Dio. Capitolo 12 fino a 15 parla della chiamata di Dio verso Abramo. Alcune parole ho segnato quando inizia del capitolo 12 parlando le promesse del Signore. Io farò di te una grande nazione. Ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Gloria a Dio. Un'altra cosa che ho segnato è che Abramo partì, versetto 4, come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui. Interessante che nel versetto 4 dice Abramo partì come il Signore gli aveva detto. Una pausa. E c'è un complemento che magari questo complemento non doveva essere, ma ha voluto Abramo. Ci sono cose che Dio non dice a noi, ma vogliamo noi, e più avanti vediamo le conseguenze. Ma il Signore ha detto, apparso Abramo e disse, io darò questo paese alla tua discendenza, Canaan. Dio è un Dio vero, veritiero. Lì Abramo costruì un altare, il primo altare che Abramo ha costruito. Lì piantò le sue tende e dopo si spostò a Betel e costruì un altro altare al Signore e invocò il nome del Signore. Gloria a Gesù. Però c'è una pausa. Versetto 10 dice che venne una carestia. Io dico sempre questa parola, lo Spirito sempre mi spinge a dirla, che dobbiamo fare molta attenzione con le nostre necessità. Se possibile, prendete nota, necessità. Non possiamo diventare schiavi delle nostre necessità. Capitolo 6 di Matteo, Gesù ha detto, non state ansiosi per ciò che dovete mangiare o vestire, ma che tutte le vostre ansie siano presentate al Signore in preghiera, la parola del Signore dice. E parla della cura del Signore su di noi. Non è facile, fratelli. Io non sto parlando come un ipocrita che dico, io sto tranquillo, che so che Dio provvederà. Sì, io so che Dio provvederà, ma so anche che ci sono cose, le nostre necessità ci disturbano e a volte ci fa agire e ci porta a una strada, a un posto che non voleva il Signore per noi. E è stato così. La parola del Signore dice che Abramo, per causa della carestia che c'era nel paese, lui scese in Egitto per soggiornare, perché la fame era grande nel paese. La fame era grande. E lui è andato in Egitto. E abbiamo visto tutto ciò che è successo, no? Nella casa di Faraone per causa di Sarai. Faraone ha preso Sarai come moglie pensando che Abramo fosse suo fratello.
soltanto suo fratello, perché veramente era, perché come Lot considerava, lui lo considerava fratello, anche Sarai, che era figlia di terra, e lei non poteva, e lei era sua sorella, la sua nipote. Quindi lui è sposato e è successo tutta quella situazione finché è scacciato fuori d'Egitto. Faraone ha dato ordine di mandarlo via, e nel versetto 16 dice che Abramo è partito di là portando dei regali che ha ricevuto per causa di Sarai, regali che fra loro c'era Agar, perché Agar era egiziana, e dove lui ha trovato quella egiziana se non in Egitto? Allora lui è andato in Egitto per causa della sua necessità, e l'Egitto non ha solo fatto quello nella vita di Abramo in quel momento, ma anche nel futuro. Le azioni che prendiamo oggi ci porta anche a avere problemi futuri. Nel capitolo 13 Abramo ritorna a Canaan e si separa di Lot, perché Dio ha benedetto tantissimo Abramo, Dio ha benedetto tantissimo che la terra era piccola per lui e Lot insieme. Dio non ha detto a Abramo di portare Lot, Abramo ha voluto portare Lot. Ci sono cose che Dio sopporta da noi fino a un tempo, ma per il suo proposito, per ciò che ha nella nostra vita, arriva un momento che Dio non tollera più e dice: oggi è il giorno di prendere una decisione, no? Ci sono cose nella nostra vita che Dio tollera fino a un tempo, tollera e ci lascia fare, ma arriva un momento che il Signore agisce, perché Dio ha creato una situazione perché lo stesso Abramo che ha preso Lot lo dicesse: vai via. Dio non manderà via e né disfarà ciò che noi abbiamo fatto. No. Dio ci darà l'opportunità di disfare, un momento, un'opportunità, un'occasione, e noi dobbiamo prendere la decisione. Mi ricordo quando ero molto giovane, avevo una fidanzata e non era Dio che volevo io, finché il Signore ha creato tutta una situazione, perché non era lei che doveva essere con me per l'opera che Dio ha nella mia vita, era Priscilla. E è arrivata un'occasione lì che il Signore mi ha dato, e avevo la coscienza che non era, ma non avevo forza di rompere, non avevo forza di dire basta, perché ero molto coinvolto, e il Signore ha tollerato fino a un certo punto. Dopo il Signore ha creato tutta una situazione, come se dicesse: guarda, ciò che tu non riuscivi a fare ho fatto io, però questo, chi devi rompere, chi devi mandare via questo Lot sei tu. Allora il Signore ci dice stamattina: chi devi mandare via questo Lot sei tu, mandalo via. E tutto dopo l'Egitto. E Lot, quando Abramo ha parlato, ha deciso di andare
alla terra che era più gradevole ai suoi occhi, più bella, che aveva più opportunità, ma non sempre il vantaggio è vantaggio. Buono è essere sotto la volontà di Dio e nella benedizione del Signore. A volte noi diciamo e guardiamo, sembra che io vivo sempre nel deserto e quell'altro vive sempre nella pianura, nel solo irrigato. Ma non guardate questo e non misurate la benedizione di Dio sulla vostra vita o la cura di Dio sulla vostra vita per il posto che siete né per ciò che state passando. Perché quando è successo quella guerra, perché il Signore ha permesso anche tutto quello per creare un'occasione e fare il nome di Abramo essere visibile fra i re. E la Bibbia dice che Lot è stato lì e Abramo è andato a riscattare Lot, è andato lì. E la Bibbia dice che loro hanno litigato fra sé una guerra fra i re che erano nella valle di Sidim. E così loro sono vinti dai loro nemici e quei nemici hanno portato via tutto il bene, i viveri e anche il fratello di Abramo, Lot, con i suoi beni. Ma Abramo, versetto 13 dice, ma uno degli scampati vennero a informare Abramo. È interessante che ho preso nota che lui ha detto, ma uno degli scampati vennero a informare Abramo, l'ebreo. Fino qua non si sente questa espressione. Nel capitolo 14, versetto 13, c'è l'espressione, la prima volta che la Bibbia si riferisce a Abramo come ebreo, che abitava alle querce di Mamre, l'amorreo, fratello di Escol e fratello di Aner, i quali avevano fatto alleanza con Abramo. E quindi questi tre andarono contro quell'altri re per riscattare Abramo. Una lotta, una guerra che Abramo non aveva promosso, una guerra che Abramo non aveva causato, no, ma è entrato per causa del suo fratello. Se non avesse il suo fratello lì, magari Abramo non se ne andava a fare guerra. Invece non è andato a fare guerra, è andato a riscattare. E a volte noi ci troviamo in un'occasione che le persone ci mettono e innocentemente ci troviamo lì. Ma che Dio grande, che conosce l'innocenza delle nostre mani, come sta scritto, chi salirà su monti di Dio, se non quelli che hanno le mani pulite e il cuore puro. E Abramo era un uomo di mani pulite e cuore puro. Quando recuperò, versetto 16, così tutti i beni e ricondusse pure Lot e suo fratello con i suoi beni e anche le donne e il popolo. La Bibbia dice che lì a Salem, la terra di pace, Salem significa territorio di pace, aveva un re, si chiamava Melchisedec, era anche lui sacerdote, e ha portato pane e vino a Abramo. E gli benedisse, benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. La Bibbia dice che nel versetto 21 il re di Sodoma disse ad Abramo, dammi le persone. Ha detto, no, io non voglio il bene, i viveri, io voglio solo le persone della mia città. Abramo ha detto, no, io non ho bisogno di ciò che tu hai. Lot voleva. Lot desiderava le cose e era a Sodoma, invece Abramo no.
Abramo era a Hebron. E la Bibbia dice che lui non ha voluto perché tu non abbia a dire io ho arricchito Abramo. Dobbiamo a volte capire che ci sono cose che non sono vantaggio e che non viene da Dio. Dobbiamo renderci conto che non viene da Dio. Dobbiamo capire che non vuole il Signore per noi. Ah, pastore, ma è molto buono, è abbondante. Pastore, sarà utile. Pastore, sarà così. Ma Dio non vuole per noi. E non è buono avere ciò che non vuole il Signore per noi. Sa perché? Perché dopo non sia per noi una condanna, né un peso, né un giudizio. Nel capitolo, tutto dopo il Signore che ha benedetto lui, dopo Melchisedec ha benedetto Abramo, Abramo non ha accettato i viveri del re di Sodoma. La Bibbia dice che Dio stesso parla con Abramo. Abramo nel capitolo 15, dopo una guerra, dopo quella battaglia, è normale che noi durante o dopo una guerra ci troviamo un po' giù. Noi siamo umani. Quante volte ci sono giorni che stiamo toccando il cielo con le mani, ma ci sono altri giorni che abbiamo bisogno di più spinta, più coraggio, più forza. E Dio viene in una visione. Primo versetto, capitolo 15 dice: dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo dicendo, ossia Dio ha fatto vedere a Abramo una visione, non so che visione, ma è stata una visione. E Dio ha detto due espressioni: io sono tuo scudo e io sono la tua ricompensa, e la tua ricompensa sarà grandissima. Due parole che Dio ha proferito a Abramo in quella visione: scudo e ricompensa. Allora, ricompensa parla di ciò che meritiamo. Ricompensa parla di ciò che abbiamo fatto. Uno che lavora, alla fine c'è la ricompensa del suo lavoro, no? Dio ti benedice, ma anche ci ricompensa. Pensate su questo. Al futuro, su il premio, riceveremo il premio e la ricompensa. La Bibbia dice che tutto ciò che seminiamo raccoglieremo. Tutto ciò che l'uomo pianta raccoglierà, mieterà. Tutto ciò che l'uomo pianta mieterà. C'è la benedizione, ecco, di Dio. Dio ci benedice anche quando non meritiamo, ma la ricompensa è differente, perché la ricompensa viene da ciò che abbiamo fatto. Ieri nella preghiera pregavamo lì e Anna Maria ha detto: Signore, quando arriveremo da te, il nostro cesto avranno le primizie, noi arriveremo dal Signore con le primizie dentro il cesto. Molto importante pensare su questo. E Dio ha fatto di nuovo la promessa a Abramo e ha benedetto Abramo. Leggiamo Salmo 148. Che meraviglia.
è questa lettura mattinale. Salmo 148 dice così: Alleluia, lodate il Signore dai cieli, lodatelo nei luoghi altissimi, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutti i suoi eserciti, lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutti stelle lucenti, lodate cieli dei cieli e voi acque al di sopra dei cieli. Tutte queste cose lodino il nome del Signore, perché Egli comandò e furono creati. Egli le ha stabilite in eterno, ha dato loro una legge che non sarà trasgredita. Lodate il Signore dal fondo della terra, voi mostri marini e oceani tutti, fuoco e grandine, neve e nebbia, vento impetuoso che segui i suoi ordini, monti e colli tutti, alberi fruttiferi e cedri tutti, animali selvatici e domestici, rettili e uccelli, re della terra e popoli tutti, principi e giudici della terra, giovani e fanciulli, vecchi e bambini, lodino il nome del Signore, perché solo il suo nome è esaltato, la sua maestà è al di sopra della terra e del cielo. Egli ha ridato forza al suo popolo, motivo di lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, il popolo che gli sta vicino. Alleluia. Egli ha ridato forza al suo popolo. Riceve stamattina. Leggiamo ancora Marco capitolo 5. Marco 5. Gloria a Dio. Giunsero all'altra riva del mare, nel paese del Geraseni. Appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato neppure con una catena, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spessati, e nessuno aveva la forza di domarlo. Di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percuotendosi con delle pietre. Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti e a gran voce disse: Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non tormentarmi. Gesù infatti gli diceva: Spirito immondo, esci da questo uomo. Gesù gli domandò: Qual è il tuo nome? Ed egli gli disse: Il mio nome è Legione, perché siamo molti. E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. C'era là un grande branco di porci che pascolava sul monte. I demoni lo pregarono dicendo: Mandaci nei porci, perché entriamo in essi. Egli lo permise loro. Gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci e il branco si gettò giù a precipizio nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. E quelli che li custodivano fuggirono e portarono la notizia in città. E per la campagna la gente andò a vedere ciò che era avvenuto. Vennero da Gesù
e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente. Lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini. Come egli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise, ma gli disse: va a casa tua, dai tuoi, e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te. Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui, e tutti si meravigliavano. Interessante che non si meravigliavano con ciò che Gesù ha parlato, con ciò che Gesù ha fatto in quel momento. Volevano che Gesù andasse via perché hanno perso i porci, per la perdita, per i materiali. Preferivano che quello ragazzo vivesse quella vita di che perdere il branco di porci. Ma il Vangelo di Gesù è così potente che quando Gesù, prima nel capitolo 4, ha attraversato il mare con i discepoli, lui era in Galilea, è stata la prima volta che lui ha attraversato da un'altra parte. Quindi in Galilea, in Capernaum e in quella regione, Gesù ha parlato e ha insegnato, ha guarito, ha fatto tanti miracoli. Invece in questa città Gesù ha fatto solo questo miracolo, liberando questo uomo. Ma questo uomo è diventato un seme come il grano di senape, che alle persone era insignificante per la sua condizione. Ma quando è stato libero, ha germogliato all'abra Shereminavia e è diventato un grande albero nella Decapoli. Decapoli vuol dire che era una regione che avevano 10 capoluoghi, per questo Decapoli era una regione con 10 comuni importanti e era un insieme di comuni, come c'è oggi le frazioni di questo, di quello, e forma un comune più grande. E tramite quel seme tutta Decapoli è stata evangelizzata, come sta scritto, ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui, e tutti si meravigliavano. Glória a Gesù. Versetto 21. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva. Una grande folla si radunò attorno a lui. Gesù tornò ed egli stava presso il mare, e uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, venne e vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza, dicendo: la mia bambina sta morendo. Vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva. Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e che molti medici da 12 anni e che molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva: se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva. In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita di quella malattia.
Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltandosi indietro verso la folla, disse: chi mi ha toccato le vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi come la folla si stringe attorno e dice: chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna paurosa e tremante, ben sapendo quello che le era accaduto, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figliola, la tua fede ti ha salvata, ma va in pace e sii guarita dal tuo male. Mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: tua figlia è morta, perché incomodi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una gran confusione e gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro: perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Ed esse ridevano di lui. Ma egli li mise tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina. E presala per mano le disse: Talita cum, che tradotto vuol dire: ragazza, ti dico, alzati. Subito la ragazza si alzò e camminava, perché aveva 12 anni, e furono subito presi da grande stupore, ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere, e disse che le fosse dato da mangiare. Due cose importanti. Quando Gesù torna lì, Gesù era in Decapoli, in Gadara, come abbiamo letto, è andato, ha attraversato il mare, è andato in Gadara e è subito tornato di nuovo in Galilea. E quando arriva lì, chi lui trova? Il capo della sinagoga. Ma scusa, non vi ricordate che Gesù è andato perché i capi della sinagoga volevano ucciderlo? Perché i capi della sinagoga volevano, perseguitavano lui e volevano prenderlo. Perché? Perché ha guarito, perché ha salvato, perché ha perdonato peccati, e quindi loro perseguitavano Gesù. Interessante è che Gesù fa quel viaggio, ma quando torna la folla era lì presente, ma non solo la folla, c'era il capo della sinagoga. Il capo della sinagoga è venuto a chiedere aiuto a Gesù. Il capo della sinagoga è venuto a trovare Gesù. Gesù poteva tornare e guarire quella bambina senza che lei morisse prima. Ma questo percorso il Signore ha permesso che la situazione peggiorasse. Tante volte non capiamo perché le cose peggiorano, perché dopo il miracolo succeda. Ma Dio sa come lavora. Quando arriva lì, ha detto lei dorme, loro ridevano da lui, lo prendevano in giro. Interessante è, immaginate se la bambina fosse lì malata, ancora viva, che loro certamente stavano dando dai farmaci, dalle cose a lei. Sarà che loro non prendevano la gloria per ciò che hanno fatto? Sì, Dio conosce i cuori. E conoscendo il cuore ha permesso che la situazione peggiorasse perché il suo miracolo succedesse e il suo nome fosse glorificato. Nel percorso una donna che non era una donna povera, era una donna ricca,
era una donna che aveva dei soldi e la Bibbia dice che lei ha speso tutti i soldi con la sua malattia. Quante volte noi spendiamo forza, tempo, quando non cerchiamo la persona giusta, quando non cerchiamo la soluzione giusta, quando lasciamoci essere guidati dalle nostre necessità. Quante volte? Quel momento lei è andata da Gesù e è stato tutto risolto. Quando lei ha toccato nel vestito, interessante che Gesù è anche il sommo sacerdote, no? La Bibbia lo considera come il sommo sacerdote, lui è, ma un sommo sacerdote che ha offerto se stesso. E il vestito di un sommo sacerdote avevano delle filo di oro cuscito fra il lino, il puro lino, e lei ha toccato. L'oro vuol dire purificazione. Gloria a Gesù, che Gesù grande, no? Sono dettagli della parola. Che Dio ti benedica. Grazie perché sei stato con noi questa mattina accompagnando la lettura biblica. Ti auguro un buon fine di settimana e stasera alle 6, stasera non ci sarà il culto delle donne alle 4:30. Invece tutti noi saremo insieme alle 6 per l'ultimo giorno di preghiera delle primizie, la primizia del tempo, ma non finisce alle 8, finisce domani mezzogiorno, ok? Il digiuno, la preghiera finisce alle 8, ok? Preghiamo al Signore, che Dio benedica tutti che sono con noi. Un abbraccio grande e facciamo la nostra preghiera per finire. Padre Santo, ti ringraziamo stamattina per la tua parola, per ciò che hai ministrato sul nostro cuore, che possiamo continuare avanti facendo la tua opera e ti servendo. Che venga il tuo regno e che sia fatta, Signore, la tua volontà. Ti prego di aiutarci a essere ancora autentici, a essere ancora fedeli e a essere ancora perseveranti, come i discepoli, nella dottrina, nel rompere il pane, nelle preghiere. Signore, che tu possa continuare lavorando in noi, per noi, e che il tuo nome sia glorificato. Guidaci durante tutto questo fine di settimana, dà salute ai malati, visita quelli che si trovano in una situazione difficile. Abbia misericordia, Signore, di quelli che soffrono persecuzione estrema, i nostri fratelli che si trovano nei paesi dove non c'è la libertà religiosa e loro non possono esprimere la loro fede e vivono lì sotto minaccia, Signore, sotto minaccia. Che tu possa avere misericordia. Benedice, Signore, la missionaria Denisa con salute, la missionaria Karin e tutti altri, Signore, che si trovano malati, che tu possa restaurare la salute di Arte, la salute di Milvia. Signore, benedice a tutti noi, dà forza e costanza ai ragazzi, che loro possano, Signore, aspettare in te e fidarsi in te. Ti prego per la scuola di missione, il vivaio, Signore, che tu possa preparare tutto. Vedi quelli che arriveranno questi giorni, il viaggio del pastore. Ti prego, Signore, per i fratelli, per i missionari che sono in Germania, e in Albania, in Romania, in Grecia, Signore, in tutta l'Italia, fuori Italia. Benedice, Signore, la tua opera in Europa e nel mondo. Continua benedicendo il nostro pastore Roberto, missionario Rassi e tutta la Chiesa in Brasile, Signore. Ti prego per i nostri fratelli di Firenze, di Pomarance, di Verona e tutte le famiglie.
Continua, Signore, operando e facendo grandi cose. In nome di Gesù, Padre, ti ringrazio. Dacci una giornata benedetta. Ci accompagna durante tutta la giornata. Non ci lascia soli, Signore. Ti prego che il tuo Spirito sia la nostra guida e che la tua parola sia luce per la nostra strada. In nome di Gesù. Amen. Che Dio vi benedica, una buona giornata. Se Dio vuole, torniamo lunedì con la preghiera del mattino alle 8 e lunedì avremo il programma serale, l'altare di Dio. Sarà la strea del programma Altare di Dio. Io vi invito a partecipare, sarà un programma molto benedetto che si svilupperà su YouTube alle 8:30 della sera fino alle 9:30, un'ora di programma, e sarà un culto domestico con te e con la tua famiglia. Che Dio vi benedica, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi per sempre. Amen. Pace a tutti, che Dio vi benedica. Stai piangendo perché se con te hai tuo Dio che si cura di te, non dimentica mai, egli sa tutto quanto quello che stai passando, stai tranquillo perché lui sta già operando. Ricorda bene da dove vieni e dove andrai, ricorda bene da quali pesi lui ti liberò. Tu non dovevi essere qui, ma Dio parlò così: io ti rialzerò e tutto ciò che tocchi io lo benedirò. Non piangere, colui che pensa a te non dorme. Stai salvo, esiste un Dio che ti ama. Dio ha detto e lo sai, che poi si avvererà se tu ne parli con lui, tutto passerà. Ricorda bene da dove vieni e dove andrai. Pace a tutti, io sono Giovanni Ciao a tutti, io sono Dariana. e siamo parte del Leader dei Giovani e vi vogliamo invitare il martedì sera a ritrovarvi insieme a noi per vedere assieme la parola di Dio, per analizzarla, per studiarla, ma non facciamo solo questo, ci ritroviamo anche assieme per vedere dei film cristiani, per passare delle serate assieme, per pregare, per lodare, per stare in comunione, per stare in compagnia. Vi vogliamo invitare perché è una benedizione e vi invitiamo anche a portare altre persone, a stare assieme agli amici, a stare assieme a noi. Quindi io vi auguro buon anno e spero di vedervi. Anche io vi invitiamo con tutto il nostro cuore a ricevere un nuovo tempo da parte del Signore. Che Dio